Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 dell'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il nostro notiziario con un'ultima ora. Un deltaplanista decollato dall'Alpe Lusentino perde il controllo della sua vela, precipita e finisce impigliato tra gli alberi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con l'elisoccorso decollato da Malpensa e gli equipaggi del distaccamento di Domodossola. Dalle prime informazioni parrebbe che l'uomo abbia riportato diverse ferite, ma non tali da metterne a rischio la vita. Sono tantissimi i messaggi d'addio che gli amici hanno scritto per ricordare Giuseppe Guzzi, morto a 24 anni nell'incidente di moto avvenuto ieri sera in via Rovereto a Varese. Il giovane, originario di Napoli e meccanico in un'officina della città, era appassionato di motori. Nella sua pagina Facebook ci sono sue immagini con moto da cross e kart. Soprattutto, però, su quella pagina spicca il volto dolcissimo della sua bambina, la figlia che Giuseppe ha lasciato in tenera età cadendo ieri sull'asfalto di via Rovereto. Con lui, sulla sella della Kawasaki Ninja andata a pezzi, c'era una giovane amica che ora è ricoverata in terapia intensiva. Questa mattina, fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate. La prognosi resta riservata, ma il bollettino medico dell'ospedale di Circolo precisa che non è in immediato pericolo di vita. Saranno decisive per lei le prossime 72 ore. Pagate o vi faccio bruciare il negozio? E ancora, fuori i soldi o vi faccio tagliare la gola? Alla fine, la donna col vizio dell'estorsione, 42 anni di Busto Arsizio, è finita in carcere a Como. L'episodio risale a metà marzo, quando i gestori di un'edicola cartolleria della città avevano avuto l'amara sorpresa constatando che nottetempo dei ladri erano penetrati nel loro negozio rubando denaro, merce in vendita, biglietti dell'autobus e un PC portatile. Pochi giorni dopo avevano ricevuto la visita della donna che, affermando non solo di conoscere l'identità del ladro e di poter far riavere il maltolto, ma anche di poter garantire che il negozio non avrebbe più subito razzie o danneggiamenti, chiedeva loro denaro. Stessa scena nei giorni e nelle settimane successive, al che gli edicolanti l'avevano denunciata ed erano così iniziate le minacce sulla base delle quali è scattato l'arresto per estorsione consumata e tentata e per violenza privata tentata. E spostiamoci a Venegono Superiore, dove alle 4 della scorsa notte è suonato l'allarme. In una ditta di lavorazioni metalliche in via Ugo Foscolo era in corso un incendio. Sul posto è intervenuta una guardia giurata. È entrato in un reparto, il vigilante ha scoperto che in effetti un macchinario per il taglio laser era in fiamme. Senza pensarci due volte, ha preso 3 estintori svuotandoli l'uno dopo l'altro contro il rogo e di fatto circoscrivendolo. Nel frattempo era partita la segnalazione ai vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento di Tradate. I pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l'area. A 2 anni dall'abbattimento, Varese ricorda il suo piantone, il servizio di Pasquale Martinoli. Sono le 8:30 del mattino, qui siamo in via del Carro all'ingresso della zona pedonale e quello è il Ginco Biloba che ha preso il posto del piantone. Siamo col vice sindaco Daniele Zanzia, agronomo di fama internazionale, perché c'è un progetto, un'idea per valorizzare quest'area. Sì, il progetto è un progetto che è in fase di esecuzione, cioè stiamo facendo tutti i disegni. Oggi siamo qua col fabbro perché questa pianta è una pianta importante per la città di Varese, quindi bisognerà dare anche un'idea di una memoria storica di questa pianta, perché una pianta messa qua così vuol dire poco o niente ai varesini, mentre qua c'era il piantone. E quindi costruiremo attorno a questa pianta, che è importante, ma ancora più importante quello che si metterà attorno, una memoria storica di quello che è stata la pianta, il piantone. Quindi ci saranno dei ricordi di questa pianta, un'inferriata alla quale darà il simbolo della protezione, ma anche di avere a che fare per tutti con qualcosa di diverso, una pianta diversa da tutti gli altri. Sarà un segno di memoria e di esaltazione della città di Varese, la città in un giardino, e un omaggio anche a chi ha reso grande questa città col proprio lavoro, cioè ai giardinieri di Varese,
quindi le idee sono tante, finalmente si arriva a una fase esecutiva e spero che per quest'estate tutto sia pronto. Non è semplice perché questo implica anche il lavoro non solo di giardinieri botanici ma anche di fabbri, di maestri fabbri artigiani e di maestri fabbri carpentieri e quindi falegnami. Sarà un lavoro di equipe molto bella dove lasceremo a Varese qualcosa di veramente unico che ci porrà all'attenzione anche del mondo botanico italiano. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!